Verduzzo e Piccolet. Oggi parliamo di due vitigni che danno vita a vini dolci principalmente, ma in realtà le vinificazioni secche sono molto molto interessanti. Partiamo al contrario, partiamo dal Verduzzo, che attenzione, parliamo di Verduzzo friulano, molto diverso dal Verduzzo trevigiano. Sia le foglie che i grappoli sono diversi e il Verduzzo trevigiano è sia molto meno diffuso e sia molto meno interessante del Verduzzo friulano. Il Verduzzo friulano è il grappolo più piccolo, la forma è piramidale, l'uva è colore giallo-verde, la polpa degli acidi è succosa, il sapore è aromatico e una bellissima presenza tannica, tant'è vero che è considerato il Verduzzo il più rosso dei vini bianchi, mentre il Pinot Nero è il più bianco dei rossi, questo è un po' il contrario. La presenza di tannino nelle bucce del Verduzzo fa sì che alcuni produttori lo producano macerato sulle bucce con risultati stupefacenti. Il problema è avvicinarsi alla degustazione di questi vini macerati. Ne conosco 4 produttori di altissimo livello che fanno macerati. Avvicinarsi alla degustazione di questo verduzzo pensando che sia un verduzzo come un vino dolce, come un altro tipo di vino. No, il verduzzo macerato è una cosa totalmente diversa da tutti e forse è la migliore espressione che ci sia. Anche se ci sono bellissime espressioni, sempre secche, non macerate. La presenza in Friuli è dal primi del 1800, era già citato nel 1825 col nome di Verduz e poi è stato inserito nel bollettino ampelografico del 1879 tra le uve bianche del Friuli. Guido Poggi nel 1939 parlava di un verduzzo giallo e di uno verde, solo che il verduzzo verde si è estinto, il verduzzo friulano è giallo fondamentalmente. Anche il Perusini parlava del verduzzo, di una varietà a grappolo semispargolo che però si è estinto, quindi è rimasto solo il verduzzo friulano, o verduzzo dorato o verduzzo di Ramandolo, qualcuno lo chiama anche, tant'è vero che a Ramandolo abbiamo la prima DOCG friulana e viene prodotto anche in zona delle Grave, anche forse qualcosa sicuramente in Slovenia, da qualche parte, ripeto, c'è qualche produttore che ci crede molto, nei colli orientali fondamentalmente da dei vini dolci molto interessanti con una buona idea di invecchiamento. Come ho detto, è un vino che alla fine, che sia secco che sia dolce, è un vino sempre fruttato, i profumi sono delicati, c'è questo tannino interessante, le vinificazioni come detto sono varie, da vino dolce, vino vendemmia tardiva, il colore è classico giallo dorato, gli utilizzi sono spesso in invecchiamenti in legno e come ho detto è un vino adatto alla macerazione e che comunque la freschezza è sempre molto interessante. Io amo molto le versioni secche di Verduzzo, anche c'è qualcuno che fa qualche semisecco, c'è tipo Ronchi di Cialla sia sul Verduzzo che sul Piccolet del quale adesso parliamo, fa delle versioni uniche e incredibili. Verduzzo secco, non macerato, anche i Clivi lo producono ancora, forse anche Marco Saro lo produce ancora, Marco Pinat, e questi due siamo a Savorino al Torre. Tra i macerati da ricordare ricordo Denis Montanar, siamo in zona Villa Vicentina, forse il più complesso di tutti, Sasso Corno in zona Corno di Rosazzo, i cui vigneti sono a Rocca Bernarda, un nuovo macerato che è uscito da poco, però molto molto buono, molto profondo, molto interessante. Ci sono delle mie degustazioni, le trovate su YouTube se vi interessa. In zona Isonzo abbiamo Fulvio Bressan e in zona Medana, appena al confine, abbiamo Alex Klinec che è uno di quelli che ci crede più di tutti e il Verduc suo è una cosa incredibile. Passiamo al Piccolet. Il Piccolet è famoso perché dà origine a un passito del Piccolet che è di OCG in Friuli, in una parte dei colli orientali, la parte collinare dei colli orientali
è DOCG, Colli Orientali del Friuli Piccoli DOCG, ed esiste anche una sottozona della DOCG che è Cialla, dedicata solo però all'azienda Ronchi di Cialla. Si sa che è un vitigno molto antico e famoso, era conosciuto già nella Roma imperiale ed era apprezzato da tanti personaggi storici, questo Piccolet. Da dove si sia originato non si sa, si pensa a una vite selvatica che i coltivatori hanno propagato e vinificato, in quanto erano attratti dalla dolcezza e dalla fragranza delle sue uve. Il nome probabilmente deriva dalla piccola quantità di acidi e grappoli che la vite produce. La sua fama a livello europeo, ma a livello friulano, italiano, europeo, insomma, è dovuta all'opera del conte Fabio Asquini da Fagagna, che nel 1758 iniziò a promuovere tutto presso l'impero asburgico il Piccolet. In seguito al perfezionamento delle tecniche culturali e enologiche, iniziò anche a commercializzare in tutta Europa, Londra, Parigi, Milano, Amsterdam, Mosca, ma anche alla corte del Papa, arrivando a creare addirittura un marchio apposito e una bottiglia apposita per evitare le contraffazioni. Tant'è vero che a un certo punto il vino era talmente tanto conosciuto ovunque che è stato essere copiato, coltivato a Conegliano, ma anche in altre varie zone d'Europa. E iniziò a costare tantissimo questo Piccolet, arrivando a costare anche 40 volte in più rispetto a qualsiasi altro vino in commercio. Purtroppo però il 1700 è stato il suo periodo di bomba. Morto Asquini, il Piccolet è stato una lenta decadenza, anche se continuava a essere citato da vari autori e lo troviamo nelle esposizioni di uve dell'epoca. Il toscano Gallesio lo inserisce come unica uva friulana, uva del Friuli o Piccolitto, nel suo Pomona Italia, ossia trattato degli alberi fruttiferi. La Filosa arrivò anche in Friuli, rischiò di farlo scomparire, come altri tantissimi vitigni friulani. Scomparì la coltivazione del Veneto e resiste in piccole zone della provincia di Gorizia e di Udine, qualcosa anche nelle Grave del Friuli. L'aveva piantato anche mio nonno il Piccolet, quindi siamo in zona Grave del Friuli, zona del Pordenonese. La risurrezione moderna del Piccolet deriva, manco dirlo, dal Perusini, che inizio del Novecento a Roccabernarda iniziò a rifondare l'antica vigna di Piccolet, cercando di trovare la soluzione al principale problema del vitigno, ovvero la cenellatura e la sua scarsa produttività. Il figlio di Giacomo Perusini continuò l'opera di suo padre ed ebbe il merito di portare in auge la fama del vino, soprattutto ad una produzione di elevata qualità che attirò chiaramente giornalisti, critici dell'epoca, insomma, ecco. Chiaramente l'ho già detto, la caratteristica principale è la cenellatura. La scarsa produttività infatti è dovuta al fatto che gli aceri che sono pochi quelli che allegano regolarmente, perché sono pochi i fiori fecondi. Chiaramente, e questo per chi sa un po' di vino, insomma, questo fenomeno è chiamato aborto floreale. Quindi l'autoimpollazione del Piccolet è difficile se non addirittura impossibile. La fecondazione solitamente viene incrociata con altre viti, infatti questa esperienza nostra anche di famiglia è spesso incrociata col polline del verduzzo friulano. Il vento da una parte e dall'altra porta il polline e un po' gli insetti e hanno portato alla fecondazione del Piccolet, che però questa impollinazione può portare al rischio di mutazioni genetiche, quindi dove c'è tanta qualità si cerca di evitarla possibilmente. Oggi è diffuso sulla zona di Cividale. La migliore zona è considerata quella di Rosazzo, è stato fatto un grandissimo recupero dei vigneti vecchi dell'abbazia da parte di Walter Filipputti, Collavini, Zamò, insomma, cose che probabilmente ho già detto quando si parlava di recupero agrario dell'abbazia di Rosazzo, come ho detto nella DOCG. Una cosa interessante
e che dovrebbe far parte della nuova sottozona del Friuli, perché andando a fare delle ricerche nel nord del Friuli il Piccolit era sempre utilizzato sia in zona gialla, tant'è vero che esiste il Cialla Bianco e dagli studi fatti dall'azienda sembra che questo blend di friulano, ribolla e verduzzo fosse un blend storico e quindi hanno ripreso il Cialla Bianco, ma anche nella zona di Savorniano era piantato misto al Tokai friulano e quindi c'è questa idea, dovrebbe essere ormai definitiva, che la nuova stagionale della Colle del Friuli si chiamerà Bianco di Savorniano al Torre, prodotto da uve 80% friulano e 20% piccoletto. Questa idea addirittura deve essere un'idea di un viaggio vero e proprio, tant'è vero che sia l'azienda Acque del Torre, promotrice dell'idea del progetto, e Marco Sara pianteranno delle vigne miste. Chiaramente i bouquet variano se è vinificato in purezza o vinificato secco. Purtroppo è quasi solo vinificato in purezza, sì, scusate, vinificato in purezza, vinificato secco, ho sbagliato. Ho detto vinificato in purezza per ottenere vini dolci. Quindi sono buffet, sono bouquet olfattivi che parlano di mandorla, pesca, frutta disidratata, castagne, bello elegante al palato, però anche pieno, alcolico. E un vino alla meditazione, dolce, forse uno dei migliori che abbiamo in Italia. Esistono realtà bellissime per il Piccolit dolce. Stavo dicendo che qualcuno lo vinifica in purezza secco. Io ne conosco due. Purtroppo per motivi legislativi non può essere chiamato Piccolit in purezza, ma a nome di fantasia. E non possono essere neanche dichiarate le uve per motivi legislativi. Sono il Sol di Ronchi di Cialla e l'Oasi di Acqua del Torre. Come detto, il rovescio della bontà di questo vino è che è un vino costoso, difficile anche da trovare in commercio, non ce n'è tanto. Ultima cosa interessante, prodotto anche in Valle del Vipava e viene chiamato Piccolit con la K. E quindi abbiamo parlato dei due vini dolci, diciamo, più importanti del Friuli Venezia Giulia, che però se vinificati secchi, queste uve danno risultati incredibili secondo me. Ciao ciao!